Ehi, dico a te, dedica 10 minuti alla tua salute del tuo udito. Aspettare di non sentire. Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Convenzioni con ASL e INPS, garanzia assicurata. Non aspettare di non sentire. Acustica Friulana. Gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto, buongiorno. Immagini che vi giungono dalla cosiddetta Premariacco Beach, dove si è appena conclusa la giornata di Fare Verde per la raccolta delle immondizie in generale abbandonate da quegli animali a due zampe chiamati Homo sapiens e anche sapiens sapiens, che hanno preferito sprecare questa bella località per quanto riguarda l'ambiente per trasformarla in discarica. Francesco Greco, che è il presidente nazionale di Fare Verde, è presente con tutta la sua squadra. Tra poco vedremo anche quello che è stato raccolto. Innanzitutto buongiorno Presidente. Buongiorno, un saluto dal fiume Natisone, dove oggi, insieme in collaborazione con l'amministrazione comunale di Premariacco, Fare Verde ed altre associazioni, hanno svolto un'iniziativa, appunto, Puliamo il Natisone. Un momento importante per cercare di eliminare i rifiuti prima che giungano al mare, dove con le edizioni del Mare d'inverno abbiamo trovato in tutte queste edizioni tantissime quintali di plastica e frammenti di plastica e quant'altro. Certo. Oggi abbiamo trovato qui lungo le rive cosa? Pezzetti di Eternit, pezzi di lenze, polistirolo, oggettistica varia, tubi e frammenti di buste di plastica e altri oggetti di plastica che le correnti avevano ben intrecciato alla vegetazione in loco. Quindi un impegno concreto per cercare di rilanciare anche in questa bellissima spiaggetta naturale un modo differente di vivere la natura. Ecco, noi in questo momento stiamo facendo una panoramica, tanto per dirvi che questo è un ambiente veramente incredibile, no? Sembra di essere tornati indietro nei film, quelli stile Indiana Jones, no? Sì, davvero, è un modo differente di scoprire il Friuli Venezia Giulia. È questo che fa quella identità differente che non la puoi scoprire andando con la macchina, ma che ti devono portare a fare due passi, a scendere lungo il greto di un fiume e goderti un attimino la natura, sperando di trovarla pulita così come Madre Natura ce l'ha creata. E devo dire però anche la necessità di andare a ripulire i fiumi. Vediamo lì vicino al Ponte Romano gli ultimi effetti delle mareggiate. Delle mareggiate, è un lapsus freudiano, delle varie piene del fiume, quindi tanti alberi ormai morti, e in assenza di quella che era una tradizione ancestrale, il legnatico, il materiale abbandonato qui che rischia di far saltare poi le infrastrutture civili importanti. Senti Francesco, vedo tanti volontari, no, presenti quest'oggi. Sì, sono venuti un po' da ogni dove, siamo da Gorizia, Civitale del Friuli con il gruppo Forum Iuni in preminente, ma anche da Udine, e proprio è passata una giornata all'insegna dell'impegno. Unitamente, e in questo ringraziamo l'attenzione dell'amministrazione comunale di Premariacco. Molte altre amministrazioni ci hanno anche chiamato per replicare nei loro territori lungo il Natisone e non solo anche queste iniziative, perché i cittadini vogliono impegnarsi a tutela di Madre Natura. Certo. Senti, quello che avete raccolto dove andrà a finire poi? E a TNT 2000 riceverà tutto questo materiale che, per quanto è stato possibile, è stato raccolto separatamente, mettendo insieme l'indifferenziato e plastica e metalli,
e quindi nel canale ordinario di gestione dei Certo. rifiuti urbani. Chiaro. Senti, prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento vediamo un po', sperando che, così come i dati ci dicono, il virus sta passando, qualche passeggiata alla scoperta del territorio, per esempio nell'Alta Val Torre, e probabilmente a numero ristretto il falò di San Giovanni in località Torreale. Certo. Quello da sottolineare per chi ci sta guardando in questo momento in diretta e anche chi guarderà chiaramente in differita la trasmissione, questa è solo una piccolissima parte, perché mentre arrivavo qui c'erano tanti volontari che avevano raccolto tanti sacchi depositati all'ingresso proprio dell'entrata nella spiaggetta qui di Premariaco, in attesa che arrivi il servizio del comune a raccogliere, no, con il camioncino tutto il materiale raccolto. E allora, per concludere, Francesco, cosa dobbiamo dire? Impegnarsi quotidianamente per piccoli gesti quotidiani che importanti sono per prevenire la distruzione, o meglio, l'oltraggio a madre natura. Noi ci siamo e aspettiamo tanti a unirsi a Fare Verde per difendere il territorio. Bene, e allora non resta che ringraziare tutti voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. Facciamo ancora una piccola panoramica su quello che è stato raccolto solo nell'area di questi 50 metri. Immaginatevi cosa troveranno poi in giro da altre parti. E allora non resta che salutarvi e augurare a tutti voi una buona domenica da Premariaco e dal Friuli Venezia Giulia. Come si dice in questi casi, mandi e alla prossima. Un pezzo di chitarra. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.